Scatman's World. Veneziano, ragazzi, siamo in nazionale. Il riscatto deve cominciare proprio dalla nazionale con tantissimi gol, 4 gol in 5 partite. Anzi, forse anche di più, se non mi ricordo. Comunque un dominio incredibile. Italia-Paraguay, sempre contro squadre dell'America o centrale, o meridionale o settentrionale. E il Shaarawy e Comendone contro tutti. Beh ragazzi, per il pronto riscatto. Dopo una terza stagione veramente piena di problemi, espulsioni, infortuni, incazzamenti, di tutto è successo. Vai Comendone. Il Comendone prova il missile, mamma mia, parata del portiere. Tiro di testa e subito il Comendone, palo! Palo osceno del Comendone, mamma mia che sfiga. Comunque i nazionali sono veramente di un altro pianeta. Perez. Barreto. Vai il Comendone si invola, il Comendone si invola, il Comendone si invola! 1-0 Italia, ancora il Comenda veneziano che segna sempre in nazionale e segna sempre lui. Mamma mia ragazzi, passaggio strepitoso e il Comendone non può sbagliare solo davanti al portiere. Bye bye Paraguay. Niente ragazzi, i nazionali sono un cecchino schifoso. Mamma mia che roba che sono in nazionale ragazzi, mamma mia. Bonet, Barreto. Voglio andare ai mondiali, cazzo. Voglio europeo, quello che è, insomma, voglio fare qualcosa di più però. Vai Comendone, voglio la seconda doppietta. E ti tiri da fuori nazionale, cioè mi ispirano troppo. Oh, fuori il Comendone, che è entrato al mio posto. Montolino 4-0, doppietta del Ballo e Shaarawy e Comendone, cioè veramente un 15 minuti di fuoco. Comunque grande Italia, veneziano 7, milioni in campo e silenzio. Il Comendone nazionale è un fenomeno, c'è poco da fare. Adesso c'è l'Orient dopo il Manchester United ragazzi. Buono, molto bene. Molto bene. Vittoria contro l'Orient, chiaramente l'ho squalificato, quindi non ho giocato. Comunque buona vittoria. E in classifica siamo a 10 punti. La vedo molto dura. C'era l'altro anno perché l'Italia aveva fatto il miracolo, ma questa volta la vedo un po' più dura. Adesso ragazzi c'è il Manchester United, andata di Champions. Questa è proprio fondamentale. Eccola qua ragazzi. Boh, che culo dall'inizio, bene. Dobbiamo fare il miracolo, fare il cavo veneziano. Monaco, Manchester United. Siamo a Stade Louis e non possiamo fallire. Se no questa stagione non ha senso. Fuori dalla Coppa di Francia. Il campionato quasi andato. Se speriamo che in Champions è finita. De Gea. Fletcher per Nani, attenzione, c'è il gol di Welbeck. 1-0 Manchester. 1-0 Manchester, gol fuori gol subito in casa, la vedo molto dura adesso. Dio santo. Comendone. Stagione un po' così ragazzi, Falcao. Radamel, numeri di Radamel, ma adesso deve andare Fletcher per Nani. Attenzione ancora Nani di merda per Van Persie. No, col 2-0 è finita, Van Persie. Entra in area Cleverly, Welbeck 2-0. Il discorso Champions è andato ormai, Mamma mia, che stagione di merda. Devo fare un'impresa a Manchester disperata. Vai Comendone. Niente da fare. Finita. Faccio gli assist io. Vai Comendon, bel numero. Tira da fuori. Parata del portiere, c'è il gol. Manco mal. Gol di Rivière. 1-0 Monaco, ma ha fatto tutto il Comendone. Tutto il Comendone ha fatto.
Dai ragazzi, ho bisogno di segnare, però me ne frega un cazzo, devo segnare. Finita, evviva! Abbiamo vinto, ma il Comendone non è riuscito a segnare purtroppo. 7-7 per l'impegno e per il tiro che ha propiziato il gol, ma poca roba. Il PSG chiaramente ha vinto. Siamo ragazzi, io sinceramente non so cosa dire. Allora, con Lione abbiamo squalificato 2-0. Con la Bolivia abbiamo vinto 5-0, non sono mai entrato. Cioè, la palla non è, cioè ragazzi, se volete ridere, la palla non è mai uscita, dovevo entrare sicuramente, non sono mai entrato. Sì, all'89esimo la palla è uscita, sono entrato all'ultimo secondo, quindi lasciamo perdere. Montpellier lo stesso, non ho giocato, 1-0. Manchester United in tribuna invece, perché con il Manchester va in tribuna. Niente, ormai si è rotto qualcosa tra il Monaco e il Comendone. Infatti questo è l'ultimo anno di contratto e non me lo voglio neanche rinnovare, quindi probabilmente vogliono andare a cagare. Adesso c'è il Nizza e speriamo bene ragazzi, perché so qua il campionato è quasi finito e ho fatto cagare. Che cazzo? Qualificazioni Euro. Questa può essere un'occasione meravigliosa. Vabbè, andiamo. Oh, un'azione decente. Dai, tira o passala. Non sta roba però. Mamma mia. Mi viene da ridere, fioi. Vai, Comendone, spaccala sta porta, Mamma mia, che momento disastroso. Dai, un po' di bava. Dai, Comendone, girati. Gol! Madonna benedetta. Finalmente. Un po' di fortuna, finalmente, madonna. Vara, girata. E c'è il gol. Bravo Comendone. Dopo 3 mesi, gol comendiano. All'88esimo. Comunque partita orribile ragazzi. Una partita proprio schifosamente schifosa. Mamma, sembra il pareggio anche. Mamma mia che sofferenze fino alla fine. Al Luid. I tifosi sono molto incazzati, si vede. Bello, bel numero questo, mi è piaciuto. Bel passaggio. 1-0, vaffanculo, grande Comenda. Che bavoso. Con l'ultimo secondo. Comendone 7,5. Dai, per l'impegno. Bravo, ragazzi, siamo contro il PSG col Marsiglia chiaramente in tribuna. Comunque abbiamo fatto una gran vittoria. Speriamo bene contro il PSG. Come il campionato è andato, chiaramente ragazzi, siamo di fine stagione e poi vediamo dove andare. Però la vedo un po' dura il Milan, ho visto un po' le trattative con le varie squadre, ho il 15% di possibilità di giocare, quindi la vedo un po' dura la pista Milan. Vedremo, dai. Devo finire bene la stagione, chiaramente. Se finisco bene la stagione ho più chance. Verrattino, bravo Comendone. Dai che voglio fare ancora un po' di gol. Dopo che mi sono sbloccato finalmente. Dedè. Verrattino. Zlatan. Stagione comunque dalle 1000 delusioni, veramente. Sono molto dispiaciuto, non me l'aspettavo, però questo è il calcio ragazzi. Bravo. Dai Comendone che possiamo rifinire con qualche gol. Beh, chiaro che la deve parare, no? Sirigu. Sembra giusto. Il PSG chiaramente al dente avvelenato dopo la stagione dell'anno scorso. Dai, quest'anno può vincere il campionato il PSG. Ibra. Zlatanone Ibra. Vai Comendone. Dai, che stiamo giocando un po' meglio rispetto. Golazzo del veneziano. E silenzio, il veneziano è tornato. Dai. Anche se non ci sono più obiettivi ormai, cerchiamo di salvare la stagione, cazzo. Cerchiamo di salvare il salvabile. Dobbiamo fare
più gol possibili, dobbiamo aumentare il punteggio il più possibile per cercare di andare al Milan, cazzo. Se no tenteremo un'altra squadra, per carità del Signore, cioè fine comunque o Inghilterra o Germania o Spagna, chiaramente. Se non arriva il Milan, che in altre squadre italiane non voglio andare. Verona perché vabbè, diciamo che era il Venezia di PES. Se no Milan. Dai, che sento la squadra in forma proprio adesso, come i bei tempi dell'anno scorso. Che culo. Ah, peccato, dai, recupera. Shantom per Menez per Lucas Moura. Dai Falco, bravo Falco. Il comandone prova il missile, madonnina, mancano 8 minuti, dai che possiamo vincere col PSG, ci togliamo via almeno una soddisfazione in questa stagione veramente disastrosa, troppe delusioni. L'unica cosa positiva è la Supercoppa Europea di inizio stagione, ma ormai è un lontano ricordo. Ah, peccato. Ranieri comunque ha sbagliato tutto, secondo me, ha fatto cagate, non ha acquistato nessuno, poi da fare un acquisto, porca mignottona. Comendone bello, questo è proprio un tiro da ricordare, un bel passaggio a Sirigu. Un tutorial su come fare i passaggi al portiere, ragazzi. Grande Comendone. Comunque il PSG ha fatto cagare, Vai Comendone in vola, tira solo, prova il tiro e chi se ne frega, mamma mia! Per poco arrivava un gol sublime. 15 tiri a 5, ragazzi, non dico altro. Vai Venezianone. Bello, autopassaggio praticamente. Il veneziano è sulla fascia. Vuole fare tutto tutto da solo. Però d'altronde, fioi, siete delle merde voi. Il Comendone prova il tiro della disperazione. Ok, 1-0, vittoria per il Monaco, gol del Comendone. Molto molto bene. Speriamo in un bel voto in pagella, un bel 8 pieno, molto bene. Vediamo la classifica, sarà una classifica disastrosa. Siamo quarti a 11 punti dal PSG. Ragazzi, il PSG è interessato, ma sinceramente ciao proprio, cioè non esiste, sinceramente non andrò mai al PSG. Chiaramente ciao, tribuna contro il suo show, perché una sì una no, questa è la mentalità di Ranieri, grande, vecchio. Comunque siamo contro l'Australia, amichevole di lusso, vai. Amichevole con la nazionale. Questa è la mia dimensione, ragazzi. In nazionale faccio sempre merdone, speriamo bene. Vai. Dopo ci sono le qualificazioni agli europei, Kyle. Dai, fioi. Voglio fare un altro gol in nazionale. Voglio guadagnarmi le qualificazioni europee, così poi posso giocarmi il prossimo anno gli europei, porca mignotta. Quanto mi piace la nazionale, me la godo troppo, Mario. Vai Marietto per il Comendone. Il Comendone se ne va. Stagione disastrosa al Monaco, ma grandissima nazionale. Bravi ragazzi, bravi. Mamma mia, beh, ma l'Australia non è sta squadrona. No, mi sono ciavato il gol, non ci credo. Che gol mangiato dal venezianone. Troisi. Bravo. Vai Comendone. Ok. Dai che roba nostra, dai che roba nostra. Ah, cappellone qua, ma il Comendone recupera. Il Comendone recupera e se ne va. No, ho sbagliato tasto. Milligan. Troisi. Vai tale che l'Australia è un'altra squadraccia. Vai, passala. E c'è il gol dell'Italia. Forse assist del Comendone. Complimenti. Grandissimo gol di Rosi. Fio Rosi. Ma che cazzo ha convocato?
Ottima Italia. Se nelle amichevoli siamo delle bestie, ragazzi. Tutte vinte finora, Grande Marietto. Madonna quanto me lo godo, Marietto. Vai Comendone. Vai Comendone, vai Comendone. Mettila dentro ancora. Dai, 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 Madonna. Vai Balo. Bravi ragazzi. Vai Comendone di testa. 2-0. Ancora gol del veneziano. Grandissimo. Grandissimo gol di testa. Media strepitosa in nazionale. Dopo andiamo a vedere anche i risultati, perché qua, per carità, siamo contro squadre del cavolo, perché non ancora beccare una squadra forte, però Troisi molto bene. Ancora ottima la difesa dell'Italia. Sharawi sbaglia per Balo. Williams. Attenzione a Williams. Ancora l'Italia però grandiosa. Vai Balo. Vai Marietto Balo. Vai Comendone. Il Comendone entra in area. Un difensore dell'Australia recupera. Secondo tempo. E che possiamo fare qualche altro gol, perché sta Australia, ragazzi. Altra squadra del cavolo. Buon passaggio. Vai Balotelli. Mamma mia, Super Mario. 3-0. Povera Australia. Povera Australia. Davidson. Williams. Ah, peccato. Sarota. Recupera Sarota. Bravo portiere. Molto bene, vai veneziano, vai veneziano. Vai Comendone. Ancora parata. Ah, il Comendone, cappellone comendiano. Bravissimo. Vai Comendone, bel passaggio. E c'è un Eurogol. Doppiettona veneziana. 4-0. Mamma mia, che gol di potenza, ragazzi. Internazionale sono una cosa devastante. Tac. Segno sempre in nazionale. Una media spaventosa. E che mi dispiace tanto per questa stagione in campionato. Volevo fare la doppietta in Ligana almeno, ma niente da fare. In Champions ho fatto solo un gol, proprio un disastro. Vabbè, pazienza. Dai che manca un minuto, Fioi, manca un minuto. Un 4-0 pesante. Dai il triplettone. Ma il triplettone? No, cosa mi sono mangiato. Non ci credo. Dai che è finita. 0 di recupero. Con l'Italia è solo un fenomeno. Con il Monaco in quest'anno invece è una merdina. Attenzione Kewell. Bravi ragazzi. Grandissimo 4-0, doppiettona veneziana. Molto molto bene.
Commenda 8, ancora 8 ragazzi, mamma mia. Assist 1, 2 gol, perfetto. Molto vuole puntare ancora sul commendone. Oh, finalmente. Però è chiaro che me ne vado dal Monaco. Ragazzi, siamo all'ultima giornata, non ho giocato una partita in tribuna, come al solito una sì una no, visto che ne mancava 4 giornate, ho detto tac, andiamo in riposo nelle ultime 2, facciamo l'ultima e poi salutiamo il Monaco, siamo secondi ormai. Beh, insomma in realtà siamo tutti là, solo il PSG che è campione di Francia. Quindi ci spariamo l'ultima giornata e poi basta. La classifica capocannonieri 10 gol, quindi insomma niente di devastante, assist 5. Vabbè ragazzi, comunque c'è un'offerta alla Juventus, quindi c'è per carità una bella offerta, però faccio un po' fatica sinceramente. Ricerca club, possibilità di giocare basso, tac, c'è il Milan, 15%, proviamo anche il Madrid, proviamo anche lo United e dopo una vediamo alto. Alto, no, sono solo merdacce. Beh, c'è qualche squadra decente, però niente di meraviglioso. Se no andiamo al normale. E allora vediamo Chelsea, ottavi, quindi non siamo neanche in coppa. Non possiamo, ne fate troppe, cazzo. Allora, facciamo così, aspetta un attimo. Trattativa, fine interesse United. E qua rifiutiamo, ma insomma non voglio andare alla Juve. Facciamo ricerca club normale, Chelsea. Vediamo, no, beh, l'Arsenal mi sta proprio sui maroni. Ok, Chelsea. O se no, c'ho il Borussia. No, c'è anche il Borussia, come ha messo il Borussia. Vediamo la squadra del Borussia Dortmund un attimo. Allora, Borussia Dortmund. Eccoli qua. Bentre, Lewandowski. Ok, quindi ce ne sono anche Royce, buono. Vediamo la classifica. In Bundes. Beh, sono primi, sì, perfetto. E andiamo anche sul Borussia. Ok, vediamo un po'. No, non posso perché ho troppe. Aspetta un attimo, allora togliamo via il Madrid, che tanto è impossibile, e andiamo sul Borussia. Molto bene. Vediamo un po'. Trattativa, agente inviato, ok, buono. Andiamo, ultima giornata per difendere il secondo posto. Stagione veramente piena di delusioni, espulsioni, infortuni, Ranieri che vaneggia. Anche Falcao ha giocato poco quest'anno, boh, non lo so, non capisco sinceramente, non ho proprio capito Ranieri. Vabbè, ultima giornata, comunque insomma sono in doppia cifra anche quest'anno, però è chiaro che deve essere l'anno della consacrazione come Indiana, invece ha fatto meno gol dell'anno scorso. Dai ragazzi. Cerchiamo di finire la stagione magari con un gol, salutiamo il Monaco in maniera decente. Gomis recupera. Letallec. Non vedo di cominciare la prossima stagione ragazzi, veramente. Dai, cerchiamo, voglio vincere questa partita, cazzo, voglio concludere bene la mia carriera al Monaco. Dai, buttamela in mezzo che te la metto, dai, buttamela in mezzo. Madonna, quando fanno così non li sopporto. E c'è il gol, grandissimo gol da fuori area. 1-0, grandissimo Comendone. Come salutare alla grande una squadra, ragazzi. Ci teniamo duro sti minuti. Portiamola a casa. Comunque il portiere ha fatto un po' una cappellona perché non mi sembrava così imparabile. Sto gol, bel tiro però non incredibile. Del Valenciennes. Dai, che ormai si finì sta stagione, non vedo l'ora di andare via.
Calcio d'angolo per il Valenciennes. Vai Comendone, vai, grandissima ragazzi, grandissima. Possiamo fare la doppietta, il doppiettone. Ed è doppiettone, grandissimo, grandissimo. Oh, proprio alla fine, ci siamo svegliati alla fine, non ci voglio credere. Ci siamo svegliati alla fine. Perché vabbè il Valenciennes è una squadraccia, però 8 minuti e poi è andata, ragazzi. È finita l'avventura al Monaco. Comunque tutto sommato sono contento, dai, non pensavo di vincere così tanto in 2 anni. È che ho vinto tutto il primo anno praticamente. A parte la Supercoppa, ma chiaramente comunque fa parte. Peccato. 4 minuti. I tifosi, eccolo qua lo striscione. Uno striscione con una gigantografia del Comendone con scritto grazie di tutto Comenda, sei un figo. PS, viva Tori. Tori viva sempre, figli. È finita l'avventura del Comendone, ragazzi. Al Monaco. Attenzione, il Valenciennes non c'è più. Ah, peccato, deve essere il triplettone finale. Dai il triplettone finale. Ah, peccato. 90esimo, ragazzi. Ultimo minuto. È finita l'avventura del Comendone al AS Monaco. Ecco. Comunque con un doppiettone, quindi ragazzi, forse anche il migliore in campo, anzi sicuramente, spero. Dai il triplettone. Dai il triplettone. Ah, bastardo. Seconda posizione in classifica. Mamma che tiro, ragazzi. Dai, ultima possibilità del triplettone. Bello. Ma che tiro. Scusate, bene. Bellissimo questo tiro finale, meraviglioso. Secondo in classifica, ragazzi. Il Comendone saluta tutti, eccolo qua. Bello, molto bello da vedere questa scena. Ah, il veneziano. Eccolo qua, ma che bella, è una bella scena comunque. Tutti contenti, secondo posto. E andiamo. Finita l'avventura del Comendone al Monaco. Da questo punto di vista sono contento, ragazzi, perché veramente è stata una stagione disastrosa. Ok, ciao. Secondo posto. Ragazzi, adesso ci sono le qualificazioni a UEFA Euro 2016. Ho cambiato squadra, ragazzi. Ho già firmato per una nuova squadra, però nel prossimo video... insomma, quindi lascio la suspense, quindi non voglio rivelare adesso la nuova squadra, ma tutto nel prossimo video. Posso dare un indizio? È una squadra che nel calcio vero, nella realtà, ha vinto la Champions League, quindi insomma è proprio la notizia, cioè, sono tipo tutte le squadre più forti hanno vinto la Champions, però insomma questo è il piccolo indizio. Anzi, se volete mettere un commento con come si dice, con con la scommessa, diciamo, con un possibile pronostico, e vediamo chi porta a casa la vittoria, chi indovina la squadra. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Comenda veneziano, Comenda veneziano, Comenda veneziano, lo youtubers italiano. Comenda veneziano, Comenda veneziano, Comenda veneziano, lo youtubers italiano.